fai l'appello, Franche? Sì, dopo te fai in mente. Buonasera ai colleghi consiglieri, al pubblico in sala e a quanti ci seguono dalla tenda TV. Dichiaro aperta quindi la terza seduta del Consiglio Comunale di martedì 30 luglio 2019. Prima di procedere all'appello, che come prassi verrà effettuato dal segretario, presento al Consiglio Comunale e dai cittadini che ci seguono da casa il nuovo segretario comunale, dottor Lino Nobile, a cui do il benvenuto. Il dottor Nobile proviene dal comune di Caorle e ci seguirà per l'intero quinquennio di questa consigliatura. Al nuovo segretario auguro buon lavoro ed auspico che possa essere la nostra guida ed il nostro punto di riferimento per i lavori del Consiglio Comunale. Approfitto anche per ringraziare il vice segretario, la dottoressa Paola Costalonga, che in questo periodo tra fine maggio e metà luglio, quindi tra l'uscita del passato segretario e l'arrivo del nuovo, ha retto i vertici del Comune svolgendo il proprio lavoro con competenza ed abnegazione. Passo ora la parola al sindaco per un saluto al nuovo segretario. Buongiorno a tutti, mi associo alle parole del nostro Presidente del Consiglio nel dare il benvenuto al nuovo segretario comunale. Ho già avuto modo di ringraziarlo quando ha sciolto la sua riserva e ha deciso di far parte della squadra vittoriese. Ho già avuto modo in questi 15 giorni di apprezzarne le caratteristiche e la sapienza amministrativa. Sono sicuro che assieme faremo tante belle cose per Vittorio. Lo ringrazio ancora. Passo ora la parola al segretario per l'appello. Balliana Mirella, Casagrande Andrea, Darè Gianantonio, De Antoni Giulio, De Bastiani Alessandro, Denardi Barbara, Dus Marco, Assente, giustificato. Comiero Maurizio, Pagotto Alberto, Parrella Roberto, Rasera Gianni, Rosset Mario, Salezze Silvia, Sant'Antonio Paolo. Presente. Tonon Roberto, Varaschin Gianni. Un assente. Bene. Allora adesso definiamo gli scrutatori. Quelli della volta scorsa, possibile? Varaschin, poi Gomiero e Balliana. Perfetto. Allora, adesso ci sono delle comunicazioni. La prima comunicazione che faccio è la costituzione delle commissioni. Comunico che in data 25 luglio 2019 si sono formate le 3 nuove commissioni permanenti con l'elezione dei relativi presidenti e vicepresidenti. Do ora lettura dei presidenti e dei vicepresidenti. La prima commissione, affari istituzionali, attività sociali, culturali, turistiche e sportive, informatizzazione, presidente e consigliere Parrella, vicepresidente consigliere Balliana. La seconda commissione, territorio, sviluppo economico, polizia urbana, presidente consigliere Gomiero, vicepresidente consigliere Dus. Terza commissione, finanze, patrimonio, società partecipate, presidente consigliere Varaschin, vicepresidente consigliere De Antoni. Con questo abbiamo rispettato il mandato che ci eravamo dati di costituire quindi le commissioni che nominate nella precedente seduta del 13 di luglio, che sono state nominate nella precedente seduta, e di renderle subito operative. Ringrazio i consiglieri Balliana e De Bastiani che ci hanno sollecitato a costituire il prima possibile le commissioni e da renderle operative prima della pausa estiva, cosa che ci è riuscita. Seconda comunicazione. Allora, nel mio intervento di insediamento del 15 di giugno avevo preso 2 impegni.
Il primo era quello di verificare l'opportunità di anticipare i consigli comunali dalle ore 20 alle ore 19, eventualmente in periodo invernale anche alle 18:30. Con il consenso dei capigruppo siamo riusciti in questo intento e dopo il consiglio eccezionale che abbiamo avuto il 13 di luglio è il primo consiglio in cui è attuato il cambio di orario ed anche a questo punto è stato fatto. Il secondo impegno che mi ero preso era quello di far inserire nel regolamento la non emendabilità delle mozioni, a meno del consenso dei proponenti, facendo tesoro di quel suggerimento che ci aveva dato tempo fa il dottor Nieddu, che insomma ci ha seguiti per un certo periodo nel Consiglio Comunale. Dopo la pausa estiva farò convocare la prima commissione per poter inserire questo emendamento nell'articolo 22 del regolamento a salvaguardia dei diritti dei proponenti la mozione. La terza comunicazione, ho notato che con difficoltà alcuni consiglieri non riescono a capire e conoscere i servizi che vengono erogati dal Comune e resi disponibili a loro per poter lavorare meglio nel loro compito di consiglieri comunali. Allora anche qua farò predisporre a settembre, con l'aiuto della dottoressa Della Torre, che è la responsabile dell'ufficio affari istituzionali e che ringrazio anticipatamente, una nota vademecum sull'uso dei servizi messi a disposizione del sito del Comune come ausilio all'attività di consigliere. Sono la rassegna stampa, come fare la ricerca delle delibere, degli atti in generale, le tempistiche, quando vengono depositati, quando si possono scaricare, come correggere ad esempio un verbale del Consiglio Comunale, eccetera. Ecco, io ho finito, se ci sono altre comunicazioni degli assessori o del sindaco, prego. Un'ultima comunicazione per informare che con l'aiuto del nuovo segretario comunale abbiamo avviato anche quel nuovo metodo che avevamo pensato per essere più produttivi dal punto di vista amministrativo, ovvero affiancare l'opera degli assessori comunali da parte di consiglieri che in qualche modo vengono delegati allo studio e allo sviluppo di certe tematiche di cui siano particolarmente preparati o versati, e facilitando in questo modo l'opera amministrativa degli assessori. Con il prossimo Consiglio Comunale specificheremo quali sono questi consiglieri e il campo specifico di azione, col prossimo Consiglio. Bene, iniziamo ora col primo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno. La mozione presentata dal consigliere comunale Gian Antonio Darè ad oggetto Corte Tonello, accesso veicolare alla Corte e passaggio pedonale pubblico tra via Cavour e via da Milano. Nuove determinazioni conseguenti alla delibera di giunta numero 116 del 23 maggio 2019. Prego il consigliere Darè di illustrare la mozione. Allora, Vittorio Veneto, 15 luglio 2019, il Presidente del Consiglio Comunale per conoscenza al Sindaco e al Segretario Generale. Oggetto mozione ex articolo 22, in conformità dell'articolo 22 del regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari. Il sottoscritto consigliere comunale chiede l'inserimento dell'ordine del giorno nella prima seduta utile. Corte Tonello, accesso veicolare alla Corte e passaggio pedonale pubblico tra via Cavour e via da Milano, nuove determinazioni conseguenti alla delibera di giunta numero 116 del 23/5/2019. Premesso che nella seduta di giunta del Presidente sicuramente sforerò i tempi, se mi lascia leggerla, altrimenti proceda pure. Che nella seduta di giunta del 23 maggio 2019 veniva approvata la delibera numero 116 ad oggetto complesso Corte Tonello in via Cavour, convenzione per accedere da via da Milano, approvazione schema.
con cui si revoca la prescrizione relativa all'obbligo dell'accesso veicolare di via Cavour e si consente invece l'accesso in via da Milano ai soli titolari del complesso Corte Tonello, l'accesso veicolare per un numero massimo di 16 veicoli inferiori a 3 quintali e 5 3 tonnellate e 5 di massa a pieno carico, tutto a seguito dell'acquisizione il giorno precedente, il 22 maggio, al protocollo generale del comune, protocollo numero 20.161, di uno schema di convenzione sottoscritto da tutti i titolari del complesso Corte Tonello, che prevede, a fronte della possibilità di accedere al parcheggio privato attraverso via da Milano, di realizzare una prima manutenzione del fondo stradale interessato dal piazzale ferroviario all'ingresso del parcheggio privato, quindi la manutenzione ordinaria del medesimo tratto. Che la precitata delibera recepiva, come si legge nella stessa, una proposta avanzata dai proprietari del complesso in data 17 aprile 2019, il signor Masetta, a nome dei proprietari Corte Tonello, presentava una proposta di assumersi l'impegno di ordinaria manutenzione del fondo stradale di via da Milano e al loro accesso carraio e fino all'incrocio di piazza Ferroviario, con interventi a cadenza annuale. A fronte dell'impegno assunto, richiedeva il rilascio di 16 autorizzazioni al transito per i proprietari degli stalli ricavati nel lotto, che in precedenza la Giunta Comunale, con delibera 281 del 6/11 del 2007, aveva ritenuto di consentire l'accesso e recesso delle auto al parcheggio interno alla Corte esclusivamente da via Cavour. Che anche nella successiva delibera del Consiglio Comunale del numero 19 del 37/2008, con cui si approvava il piano di recupero di iniziativa privata, era espressamente confermato l'accesso esclusivamente in via Cavour, che a seguito della successiva richiesta della proprietà di accedere alla Corte da via da Milano anziché da via Cavour, protocollo numero 12.535 del 2010, in coerenza con le precedenti delibere di Giunta e di Consiglio, la Giunta Comunale confermava con delibera 145 del 22/6/2010 quanto già disposto dalla precedente delibera di Giunta del 2007, che, come risulta dalle premesse, nella recente delibera della Giunta numero 116, con l'impegno di manutenzione in via da Milano proposto dai proprietari del complesso Corte Tonello al fine di essere efficace, deve essere contenuto in un atto unilaterale d'obbligo, ovvero in una convenzione, atti da registrare e i cui obblighi derivanti sono trasferibili a terzi. Che, come stabilito al punto 5 della delibera numero 116, lo schema di convenzione sottoscritto da tutti i proprietari debba essere integrato con un articolo che vincoli ciascun proprietario a riportare negli eventuali futuri atti di compravendita delle unità mobiliari gli obblighi assunti con lo schema della convenzione del protocollo 20.161 del 22/5/2019 e, come stabilito al punto 6 della delibera 116, è dato mandato al dirigente competente di sottoscrivere la convenzione. Considerato che i 16 permessi di accesso veicolare alla Corte Tonello e via da Milano anziché via Cavour, concessi con la delibera numero 116, vengono dati alla luce delle condizioni del contesto, in particolare della pericolosità della manovra per l'accesso e il recesso da via Cavour, contemplando l'interesse dei privati con l'interesse generale della sicurezza. Che detta motivazione, dedotta in delibera per revocare l'obbligo di accesso o recesso veicolare da via Cavour, appare contraddetta dal fatto che sullo stesso lato est di via Cavour esistono da anni e se non da decenni ben 7 passi carrai, che per ammissione della stessa delibera 116, lo schema di convenzione sottoscritto dai proprietari del complesso Corte Tonello, giunto a protocollo in comune il giorno precedente, risulta carente della prescrizione che i veicoli, ciascun proprietario, a riportare negli eventuali futuri atti di compravendita delle unità immobiliari gli obblighi assunti con lo schema di convenzione, che risulta pertanto di difficile comprensione e approvazione della delibera il giorno successivo, quando invece una funzionale prassi avrebbe dovuto consigliare di completare prima lo schema di convenzione e approvare la delibera solo successivamente, quando cioè lo schema di convenzione fosse completo. Richiamato che il sindaco
rispondendo il 27 aprile del 2018 in Consiglio Comunale ad una interrogazione del consigliere Gianluca Posocco in merito al problema dell'accesso veicolare della Corte, si augurava che, visto che sarà ovviamente portato di nuovo in Commissione, la Commissione si faccia attrice di una proposta al Consiglio Comunale, mentre 13 mesi dopo, senza alcun passaggio in Commissione, come pure allora auspicava, decideva invece di procedere in proprio con la delibera numero 116. Tenuta dovuta attenzione che il percorso ciclopedonale di via da Milano, unitamente al tratto di piazza Tiziano, via Paietta Meschietti, sul lato est dell'ex ospedale, dovrebbe costituire un collegamento tra il superamento della stretta di Serravalle e l'innesto della pista ciclabile ordinaria dopo il ponte degli Italcementi con la ciclovia europea Venezia-Monaco, che tale collegamento con significativa intuizione è stato realizzato in 2 tranche con un sistema di fari a terra che lo illumina nelle ore serali e notturne, che il sistema di illuminazione del percorso ciclopedonale in via da Milano risulta oggi in stato di grave degrado e quindi sono stati divelti e quindi tolti circa una serie di fari. Il tratto nord dell'accesso in piazza Foro Boario a metà via da Milano, dove avviene il percorso misto tra auto, bici e pedoni, mentre il risultato più o meno tutti esistenti fare da parte sud esclusivamente in via Antonello da Serravalle, che il programma dell'attuale amministrazione presta attenzione alla ciclovia europea Monaco-Venezia nel tratto di competenza comunale. Premesso altresì che sempre con la già citata delibera di giunta 281 del 2007, 145 del 2010 e la citata delibera del Consiglio Comunale del 19 del 2008, si stabiliva a carico della proprietà della Corte Tonello l'obbligo di garantire le proprie cure e le spese del passaggio esclusivamente pedonale di attraversamento tra via Cavour e via da Milano dalle ore 7:30 alle 20. In data 12 giugno 2017 con protocollo numero 1746 ad oggetto comunicazione e avvio procedimento amministrativo a residenza Corte Tonello, il comandante della Polizia Municipale intimava all'amministratore della proprietà Corte Tonello di garantire entro 10 giorni dal ricevimento della presente il transito pedonale tra la via Cavour e via da Milano, prescrizione che rimaneva e rimane tuttora desolatamente disattesa, che come riportato dalla delibera numero 116 veniva avviato nei confronti dei titolari del complesso Corte Tonello un procedimento di irregolarità edilizio urbanistica in merito al collegamento pedonale aperto al pubblico in orari fissati dalla delibera di approvazione del piano di recupero prescritto all'interno e del permesso di costruire previsto per gli interventi edilizi ma mai ottemperato, che come riportato nella delibera numero 116 alcuni proprietari hanno risposto inviando un protocollo con protocollo 17.935 dell'11/5/2018 alcune memorie indicando che l'obbligo a tenere aperto i determinati orari il collegamento pedonale non è stato oggetto di alcun atto convenzionale o unilaterale e non è mai stato trascritto, quindi non può essere addebitato ai titolari che hanno acquistato gli immobili senza essere a conoscenza di tale obbligo, che come riportato sempre nella delibera 116 il sopracitato procedimento per irregolarità in merito al collegamento pedonale nei confronti dei titolari del complesso Corte Tonello è in corso di definizione. Il Consiglio Comunale delibera di dare mandato alla Giunta Comunale di verificare l'intesa anche con l'ufficio legale interno se la delibera numero 116 sia revocabile, in quanto contrastante con la prescrizione contenuta nella delibera consigliare del numero 19 del 37/2008 e in caso affermativo di provvedere con sollecitudine alla revoca della stessa. 2. Di impegnare la Giunta Comunale a riferire in Consiglio l'esito della verifica del precedente punto 1. 3. Nell'ipotesi di impraticabilità della revoca della delibera numero 116, di impegnare la Giunta Comunale al sollecita attuazione dell'integrazione della Convenzione in conformità al punto 5 della delibera numero 116,
d'intesa con il dirigente competente, accertando che quanto previsto dalla delibera sia integralmente predisposto e attuato fino alla fine della registrazione e trascrizione formale dell'onere di manutenzione annuale del tratto di via da Milano, affinché in futuro non si obietti degli attuali proprietari o di terzi ad essi subentrati con l'onere stesso non era conosciuto né risultava agli atti. Quarto, di dare mandato alla Giunta Comunale di attivarsi per definire e rendere attivo il passaggio pedonale dalle 7:30 alle ore 20. E qua chiudo con una nota. La delibera numero 116 viene fatta 3 giorni prima del voto. Allora, che in via da Milano ci sia un accesso auto noto, lo sappiamo. Io in 5 anni non ho mai opposto resistenza al passaggio delle auto, né mi sono fatto alcuni consiglieri invece hanno messo in atto, in essere, diciamo, hanno evidenziato questo problema, per un semplice motivo. Io ho fatto questa mozione perché ritengo assurdo e assolutamente fuori posto che a 3 giorni dal voto si vada a modificare con un atto di giunta una convenzione votata da questo Consiglio Comunale. Allora vorrei capire se questa delibera di giunta è stata fatta dall'allora sindaco Roberto Tonon, ora consigliere, su mandato del sindaco, ossia sia un atto proprio della dirigente o del dirigente. Perché questo atto ha un sapore molto strano, ma le dirò nel secondo passaggio. La ringrazio, consigliere Darè. Ora dichiaro aperta la seduta e la discussione. Prego, consigliere Tonon. Grazie. Spero di non aver capito bene una delle sue ultime affermazioni, o probabilmente, visto il caldo, ho capito proprio male, quando lei ha detto non ho mai opposto resistenza al passaggio delle auto in 5 anni. Non so se ho capito male. Non ho fatto atto formale. Sì, ha detto non ho mai opposto resistenza, se non ho capito così. Io penso sia anche registrato, non ho mai opposto resistenza. Fatto sta che nei successivi 5 anni è arrivata, l'ha citata anche lei, anche una interrogazione, una richiesta da parte dell'allora consigliere, oggi assessore Posocco, più di una se non ricordo male, che chiedeva se passavano, adesso vado a memoria ovviamente, quando erano stati presenti gli agenti della polizia locale, quante multe avevano elevato, eccetera. Ora, lei che è navigato e ha fatto anche, oltre che il sindaco, il consigliere regionale, sa benissimo che le competenze, sia da parte statale che da parte regionale, per quanto riguarda l'ambito urbanistico, sono cambiate. Cioè nel 2008 i piani di recupero erano adottati dalla Giunta e approvati dal Consiglio Comunale, cosa che avvenne, se non ricordo male, dico se non ricordo male perché nel 2008 una delle pochissime volte in cui sono mancato del Consiglio Comunale era proprio quella sera in cui, ahimè, è stato approvato il piano di recupero ex Tonello, mentre invece dal 2011, e poi lo prevede successivamente anche la norma regionale, la parte gestionale attuativa dei piani urbanistici spetta alla Giunta, non più al Consiglio Comunale. Mi corregga il segretario se sbaglio, ma mi pare sia così. Cioè, quindi la competenza è passata, gestionale, dal Consiglio Comunale alla Giunta, non per una volontà specifica ovviamente di qualche Giunta, ma perché la norma è norma. Dura lex, sed lex, bisogna rispettarla ovviamente. Fra l'altro il piano originale, se non ricordo male, non prevedeva convenzioni, come era stato presentato in Consiglio Comunale, per cui era difficile che fossero trascritte convenzioni inesistenti. Diciamo che il problema
è emerso in Consiglio Comunale, se ne era dibattuto anche in sede di commissione consigliare, commissione consigliare più volte. Io avevo sollecitato la Commissione a proporre una soluzione, cosa che, come ha sottolineato lei nella sua mozione, non è avvenuta per ben 13 mesi. Dopodiché è arrivata una proposta unilaterale da parte dei residenti, i quali, credo giustamente, dopo tanti anni chiedevano anche che il problema fosse risolto. Perché? Perché a parte le decisioni legittime del 2008, quindi di oltre 10 anni fa del Consiglio Comunale, ci sono anche i problemi come dire, fisici, li definisco così perché l'apertura del passaggio carrabile da via Cavour verso le residenze è piuttosto limitato. So che era stato verificato anche dagli uffici comunali e anche la soprintendenza, se non ricordo male, si era opposta a un allargamento dell'apertura. Oltretutto, mi pare sia stato ricordato anche oggi in un articolo sul giornale, anche dal marciapiede era stato tolto il passaggio carrabile, diciamo, cioè era stato unificato tutto il marciapiede. Io invece posso dire che negli anni in cui ho fatto il sindaco non mi sarei mai permesso di non opporre resistenza. Una volta richiesta una verifica da parte del Consiglio Comunale, la verifica è stata fatta, ma abbiamo in più cercato anche di trovare una soluzione a un problema che era che era ormai decennale e che non trovava una soluzione che potesse coniugare il primo interesse, quello pubblico, assieme al legittimo interesse privato di chi aveva avuto una concessione in base alla quale poteva sistemare e recuperare un complesso con varie unità abitative e 16 posti auto all'interno. Per ora mi fermo qui, poi avrò altre domande da fare da un punto di vista tecnico. Grazie. Ah no, aspetti, prima che mi dimentichi, una la faccio subito. Nella delibera che la Giunta aveva fatto si dava atto che era stato avviato un procedimento di irregolarità edilizia urbanistica in merito al collegamento pedonale aperto al pubblico. Vorrei sapere a che punto è questo risultato. Chiedo all'assessore all'edilizia urbanistica chi è. A che punto è? Qual è il risultato di questo procedimento e ovviamente se è positivo o negativo e quali sono stati i provvedimenti presi. Grazie. La parola al consigliere D'Arè. Allora dico come nasce, diciamo, il passaggio in via Cavour, per il semplice motivo che via da Milano è una pista ciclabile che è stata fatta dall'allora centro-sinistra e credo sia una delle più belle opere fatte in questa città. E lo dico perché la faccio, non dico quasi ogni giorno, ma la faccio molto spesso. Il tratto da via da Milano non è stato dato proprio e in maniera perentoria il passaggio in via da Milano proprio per la pericolosità delle auto nei confronti dei pedoni e delle bici. È per quello che è stato fatto così quella volta e quella giunta e poi ratificata con una convenzione in Consiglio Comunale. Adesso se le convenzioni passate in Consiglio Comunale si cambiano con la giunta, prendiamo atto, ma vorrei capire se è un atto del dirigente o se è un atto proprio di tutti voi, perché ravviso in questo caso anche l'interesse privato. E lo dico in maniera molto chiara, perché il giorno 23 e al 26 si vota, è chiaro che è un atto politico che viene fatto a favore o come per qualcuno. Perché quella era la convenzione, è la pericolosità, a me non me ne frega. Se poi uno vuole dare senso unico, vuole dare contromano, sono problemi suoi. Ma è chiaro che questa è la pericolosità di quel tratto, per questo non è stato dato l'accesso, non perché ci sia qualcosa contro qualcuno.
Sì, Consigliere Denardi, sì, prego. buonasera. Anzitutto, Presidente, volevo capire se siamo al primo, secondo, terzo, quarto, quinto giro, cosa siamo? No, perché qua parla tutti. No, ha illustrato la mozione e ha fatto il primo intervento. Vabbè. Io avevo un paio di questioni tecniche che vorrei che il segretario o chi è in grado di dare risposte tecniche mi dia una risposta, mi dia un'indicazione. Ha citato prima il consigliere Tonon che c'è o ci doveva essere, a seconda di qual è lo stato del procedimento, un procedimento per abuso edilizio in corso. Ha già chiesto il consigliere delucidazioni in merito allo stato del procedimento, posto che al punto 4 della mozione si dà mandato alla Giunta di attivarsi per definire e rendere effettivo il passaggio pedonale, e che appunto il procedimento si inserisce in questa situazione. Vorrei capire, a seconda di come è lo stato del procedimento, come possa una delibera di giunta eventualmente, o comunque un atto della giunta, entrare all'interno di questo procedimento, definito o non definito che sia, appunto me lo direte voi. Poi vorrei capire un'altra cosa. Al punto 1 si dà mandato alla Giunta di verificare se la delibera sia revocabile, in quanto contrastante con le prescrizioni contenute nelle delibere precedenti. Questo prevede quindi che la revoca della delibera precedente sia per motivi di legittimità. Mi pare che la delibera numero 116 sia dotata dei previsti pareri di regolarità tecnica e contabile. Vorrei la conferma di questo e l'indicazione da parte del segretario se lui ravvisa motivi per i quali un parere di regolarità tecnica fatto 2 mesi fa sia evidentemente in modo macroscopico sbagliato, perché si possa dare mandato alla Giunta di revocare la delibera proprio per questo motivo. Grazie. Consigliere Balliana, prego. Sì, buonasera a tutti. No, allora io volevo porre alcune questioni in merito. Innanzitutto il fatto che questo oggetto torni sempre spesso nei consigli comunali vuol dire che è una situazione che si sta protraendo da più di 10 anni, e penso che sia una situazione che prima o poi dovrà essere risolta. E penso che sia giunto il momento poi anche di risolverla, però in che modo? Io direi di arrivare a una conclusione, però nel rispetto e nell'applicazione di tutte le regole e le prescrizioni che sono state date, soprattutto all'inizio, cioè nel senso nel 2008, quando c'è stato l'adozione da parte del Consiglio Comunale del piano di recupero della Corte ex Tonello, ci sono state delle prescrizioni molto importanti, soprattutto l'accesso appunto da via Cavour. E ricordiamo che quell'accesso da via Cavour, da quanto ho letto il verbale di quel Consiglio Comunale, era stato dato con dei pareri molto, molto importanti. C'era stato anche un parere di contrarietà da parte della sovrintendenza, questo è da verificare, per quanto riguarda invece l'accesso da via da Milano. Quindi sarebbe un po' anche da andare a ritroso e riprendersi gli atti e le motivazioni per cui era stato imposto esclusivamente l'accesso da via Cavour. Ora, io questo lo dico perché anche nel rispetto di tutti i cittadini di Vittorio Veneto, che ogni giorno si trovano a dover rispettare norme e prescrizioni dei regolamenti edilizi e regolamenti urbanistici, che alle volte sono anche molto restrittivi, come è giusto che sia, però tutti siamo alle prese con questo rispetto delle norme. Quindi è giusto a questo punto trovare una soluzione, purché andiamo nel rispetto, ripeto, di quello che sono state le fondamenta di questa istituzione. Poi voglio dire, permettetemi, secondo me il progetto con il piano di recupero è un bellissimo piano, non c'è dubbio. Il progetto con all'interno i parcheggi, quando
i progettisti sapevano che insomma quello era l'accesso, il mettere dei parcheggi privati all'interno di quella corte è stato secondo me un azzardo a questo punto, mi viene da dire, no? Abbiamo delle bellissime corti in giro per Vittorio Veneto, sono stati fatti dei bellissimi recuperi dove i parcheggi non ci sono all'interno, anzi sono spazi pubblici di accesso, e quindi secondo me questo un po' è stato l'origine di tutta questa situazione. Detto questo, scusate se continuo, io chiederei a questo punto una chiarezza su tutta la documentazione. Questa mozione impegna la Giunta a lavorare per provare a risolvere questo problema. Io chiedo eventualmente anche un passaggio eventualmente in commissione urbanistica per rivedere un attimo tutta la documentazione, tutti gli atti, perché sono poi gli atti che si sono susseguiti con delibere, con richieste da parte del proprietario, con risposte di delibere da parte delle giunte, cioè sono tantissimi e al loro interno hanno dei pareri insomma abbastanza vincolanti. Altre due cose che volevo sottolineare, scusate, ho un po' di tempo, è il discorso del passaggio pedonale della Burrella all'interno della Corte. Quella era una prescrizione riportata all'interno della delibera del 2008, quindi all'interno del piano di recupero. Quella prescrizione poteva essere attuata immediatamente, cosa che non è mai stata fatta. Ricordo che la richiesta di Burrella non è un capriccio dei consiglieri comunali, ma si fonda su tutta una serie di passaggi dal punto di vista urbanistici che gode la città di Vittorio Veneto. Ricordo l'ingegner Posocco quando ha fatto l'intervento nel 2008, ricordando l'importanza delle burrelle all'interno della città di Vittorio Veneto. Nel senso che sono dei passaggi che danno anche vitalità alla città, consentono di non fare, cioè quando ci sono corpi lunghi di edifici, fanno sì che le persone possano transitare da una parte all'altra delle città passando attraverso dei passaggi. Abbiamo tantissimi bei esempi di questi passaggi in giro per Vittorio Veneto, quindi credo che anche questo sia una cosa da far rispettare immediatamente. Altra cosa riguarda quella che accennava prima il discorso del consigliere Darè sul percorso ciclopedonale di Via da Milano, che secondo me è una cartolina bellissima per i turisti di Vittorio Veneto, anche per l'immagine di città di Vittorio Veneto. Tra l'altro quel percorso va a collegarsi appunto con la passeggiata dietro l'ospedale l'ex ospedale intitolata a Don Antonio Denardi, e quindi penso che tutta quella passeggiata sia da conservare. Attualmente non è in uno stato positivo, nel senso che ci sono appunto tutti questi faretti rotti, alla sera non si riesce neanche a camminare, e quindi chiedo al sindaco oggi di rivedere tutto il discorso. Sono stati eliminati dei faretti, sono stati develti, non so in che modo, e non ci sono più, mentre l'altra parte è tutta ancora integra, quindi anche questo sarà da verificare. Ultima cosa è l'aspetto della sicurezza, che secondo me qua non riusciamo, questa sera non è stato toccato. Allora, qualora si transitasse in via da Milano, a questo punto mi viene da dire se abbiamo preso in considerazione l'aspetto della sicurezza, cioè della promiscuità del passaggio, se dobbiamo far passare le auto, i pedoni, le biciclette e le mamme con i passeggini, le persone anziane. Io ho provato, cioè io ci vado spesso là. Adesso immaginatevi un'auto, due auto che passano, i pedoni devono mettersi sul ciglio del muretto del mischio, con la possibilità anche di cadere dentro. Voglio dire, no, cioè, ci sono gli alberi e quindi c'è questa cosa da tenere in considerazione. Adesso io non so se è stato chiesto anche un parere ai vigili urbani per quanto riguarda la sicurezza pedonale del tratto, perché voglio dire non è una cosa da non tenere in considerazione. Ecco, quindi io chiedo al sindaco, anche eventualmente alla giunta, di verificare nella risoluzione del problema anche il discorso della sicurezza dei pedoni. Ecco, questo, grazie, scusate. Do la parola al consigliere De Bastiani. Grazie. Sì, anch'io voglio ricordare e confermare quanto ha già affermato il consigliere Tonon, che in commissione consiliare era stato posto il problema
e ricordo che i consiglieri concordavano sul fatto che era un problema pluridecennale che andava affrontato e in qualche modo risolto. Ricordo anche la richiesta del sindaco, allora sindaco Tonon, fatta, non mi ricordo se era la commissione o il consiglio comunale, comunque di avanzare una proposta per porre rimedio a questa situazione. Ricordo però anche che in commissione è stato unanime il parere che il problema andava affrontato, ma che serviva, a nostro avviso, un segnale di buona volontà da parte di quei cittadini che sono interessati al problema. E il segnale di buona volontà, secondo noi, secondo i consiglieri comunali, consisteva nel fatto di ottemperare, per esempio, all'obbligo di apertura dalle 7 di mattina alle 20 di sera. Un provvedimento che non costava nulla, che non implicava lavori, bastava solo attuarlo e avrebbe dato la dimostrazione che i cittadini volevano affrontare con il Consiglio Comunale o con la Giunta o con chi è proposto a risolvere questo problema, volevano affrontare assieme il problema. E io purtroppo devo riscontrare che questo segnale non è pervenuto. Per cui è vero che non è arrivata la proposta in 13 mesi, ma è anche vero che non ci è arrivato nessun segnale richiesto per risolvere questo problema. L'altro punto altre osservazioni che volevo fare è, mi sembra, magari lo verifichiamo o qualcuno è già in grado di dirmelo adesso, che il segnale di divieto di transito o di accesso, adesso non mi ricordo precisamente se è un divieto di transito o di accesso, a mio avviso esisteva prima dell'intervento di ristrutturazione. Perché se fosse stato messo dopo, allora sì, i residenti avrebbero avuto ragione di dire no, io ho compiuto questa operazione, però sapendo che potevo passare per via da Milano. Ma se il segnale c'era prima, allora avrebbero dovuto sapere che c'era quel problema del passaggio. Approfitto che non ci sono prenotazioni, e visto che il segretario comunale è stato chiamato. Vabbè, vedo adesso la prenotazione, allora passo prima la parola al consigliere De Antoni. Grazie Presidente, sono senza voce quindi devo tenermi più vicino possibile. Il problema è molto complesso e io, soprattutto per uno come me che non l'ha seguito, ma questo mi consente anche di poter fare delle valutazioni anche spero con il buon senso, senza avere ricordi con il passato né aver avuto nessun contatto con le persone che sono interessate a questa cosa. E vorrei il mio intervento dividerlo in due. Una parte è sulla mozione in sé, come mozione, e poi sugli aspetti contenuti nella mozione stessa. Allora, nella mozione, mi sembra di capire dalla mozione, che è abbastanza complessa da leggere e non è così facile, mi sembra che il primo punto sollevato sia quello se la delibera della Giunta 116 dello scorso mese di maggio sia legittima o meno, o meglio, se la Giunta era legittimata ad assumere tale delibera. A me pare di sì, al di là di quello che diceva il consigliere Tonon, a me pare di sì perché, se ho letto bene nella delibera, nelle premesse di questa delibera 116 c'è scritto che questa delibera è stata presa alla presenza del segretario comunale con i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili degli uffici competenti. La prescrizione dell'accesso al compendio ex Vetteria Tonello da via Cavour non è una previsione del piano regolatore generale né del piano di recupero a suo tempo approvato, ma è una prescrizione contenuta negli atti amministrativi. Quindi in questo senso la competenza del Consiglio non è
prevista, al di là di quello che diceva sulla variazione della legislazione regionale su questo tema, ma è l'intervento della Giunta con la delibera 116 è sull'atto autorizzativo che prevedeva l'obbligatorietà di questo passaggio, se non ho capito male, dalla delibera. Ora io dico, se l'amministrazione comunale, sulla base della segnalazione che è pervenuta, ritiene che tale delibera non sia legittima o la Giunta non sia competente a deliberare, faccia le necessarie verifiche degli uffici, come lo dice anche il firmatario della delibera, comunque, con gli uffici che si sono espressi da poco su questo tema, ma va bene lo stesso, e revochi la delibera di Giunta, segnalando eventualmente l'illegittimità di tale delibera, se questa delibera è illegittima. Credo che non ci sia problema, insomma. Non credo sia compito del Consiglio Comunale entrare nel merito della legittimità delle delibere prese dalla Giunta. Credo, ma qui mi aiuterà il segretario, cioè il Consiglio Comunale, tra le sue competenze, è quello di verificare la legittimità delle delibere prese dalla Giunta? Io non ho trovato questo tema, ma però sono pronto a cambiare opinione se il segretario mi aiuta in questo. Detto questo, nella mozione vengono proposte due problematiche. La prima è accesso-recesso delle auto al parcheggio interno della Corte di via Cavour o da via Milano. Quindi. Il secondo problema è il passaggio comunale tra via Cavour e via da Milano, la Burella mi sembra che si chiami. Nel secondo punto, come qualcuno ha detto, che mi ha preceduto ha già detto, è stato avviato questo procedimento per irregolarità edilizia urbanistica in merito al collegamento e quindi questa prescrizione contenuta nel permesso a costruire previsto dagli interventi edilizi non è mai stato ottemperato. Il procedimento per questa irregolarità è in corso di definizione, è stato chiesto a che punto è e quindi non appena questo procedimento si sarà chiarito, credo che l'amministrazione sia titolata a insistere su questo passaggio, visto che mi sembra tutti sono concordi nel definire una cosa importante. Sul primo punto la questione mi sembra essere più delicata, nel senso che bisogna tenere conto sia dell'interesse pubblico, non solo secondo me, ma l'hanno già detto chi mi ha preceduto, sul problema della ciclovia Monaco-Venezia, no? Che incontra nel suo percorso, questa ciclovia incontrerà parecchi punti di discontinuità. Questo sarebbe un ulteriore punto di discontinuità, ma soprattutto per i cittadini vittoriesi che devono poter andare in bicicletta o passeggiare, diciamo, sulla strada lungo il Meschio in condizioni di sicurezza, ma anche di rispetto, diciamo, dell'ambiente, che sono passato anche oggi in bicicletta per capire meglio. È abbastanza messo male la pavimentazione di quel tratto. Ma se ho capito bene, io ho cercato di leggere tutte le delibere che c'erano su questo argomento, segnalo comunque agli uffici che sul sito del Comune non è riportata né la delibera di Giunta 281 del 2007 né la 145 del 2010, non ci sono tutti. Ah sì, no, ma l'ho scritto, avrei potuto chiederlo, non ho avuto il tempo di chiederlo, però non ci sono tutte le delibere vecchie, ecco, probabilmente per una scelta fatta a suo tempo, ma non entro. Ecco, ma ritornando al discorso che volevo fare, dicevo che se è vero che nel permesso a costruire sono stati autorizzati e forse resi obbligatori i 16 posti macchina, non capisco come possa essere stata autorizzata la costruzione o il mantenimento di un'apertura da via Cavour di solo 2 metri. Sono passato oggi in bicicletta, ho tentato di misurarla, e sono 2 metri. Cioè, da un lato il permesso a costruire prevede l'obbligo... Ok, ma con la macchina non c'entra nessuno là. Senta, ma... Sì. Scusi, ho capito, consigliere D'Arè. Ho capito, non so. Ad ogni modo, un attimo, non parlate fuori microfono. No, io non parlo del marciapiede. Io sono, mi scusi, mi permetta. Consigliere D'Arè. La prossima volta interrompo anch'io, se lei fa così la interrompo anch'io. Io non mi faccio Consigliere D'Arè. Consigliere D'Arè. Okay, consigliere D'Arè. Senta, mi scusi, io ho detto che non ho nessun problema di parlare bene o male dei documenti presi dalle giunte precedenti, non mi interessa, non ho avuto a che fare niente con la precedente amministrazione, quindi sto facendo una valutazione con le mie forze, con le mie capacità, guardando le carte, e mi faccio una ragione di questo, perché il problema è certo quello del passaggio lungo via da Milano, certamente come ho scritto per i ciclisti e per i pedoni, c'è anche il problema di alcune persone che abitano in quel condominio, che hanno avuto la concessione edilizia in cui c'era scritto che dovevano probabilmente mettere 16 posti macchina, perché sa che si prevede che quando si realizzino anche posti macchina, e
nel progetto è stato previsto di fare un'apertura di 2 metri. Adesso non sono andato a misurare con la stecca, però non è più ampio di 2 metri. È difficilissimo fare questo. Allora bisogna... Perché dico questo? Perché se ci sarà un contenzioso... Bene, allora io penso che sia opportuno approfondire anche questo aspetto, perché chiaramente ogni delibera presa in termini diversi da quella che è stata presa comunque porterà a un contenzioso, quindi valutare bene, piuttosto dico riprendiamo quella delibera, consigliere De Antoni, i contenuti, come ha detto lei anche sugli altri punti della mozione, nel senso che ok, bisogna prevedere che sia riportato, che sia trascritto in maniera tale che anche gli eredi eccetera. consigliere De Antoni, è finito il tempo. C'è qualcuno che parla per mezz'ora? No, controllo io, 7 minuti a testa. Sì, però, va bene, cerchi di concludere il concetto. Ho concluso in questo modo. Cioè, a me sembra che discutere sull'argomento in generale sia importante anche in questo consesso, ma che l'aspetto della valutazione della delibera della Giunta, la numero 116 del 2019, compete alla Giunta stessa. Quindi non è motivo, secondo me, di approfondimento né di valutazione questo aspetto. Io credo che la delibera, così come la mozione così come è stata presentata, debba essere trasmessa alla Giunta per le valutazioni che riterrà opportuno. Come dicevo prima, è illegittima, verrà revocata. Qualcuno ha fatto un atto illegittimo, lo comunicherà a chi di competenza. Va bene, abbiamo capito il concetto. Grazie. Allora passo la parola al consigliere Adarè. Come ripeto, non è una questione che io ce l'ho con i residenti in maniera assoluta, è che quando si fa una convenzione e chi la attua la deve portare a termine in tutti i suoi punti, anche quelli notarili. Allora, se non si fanno le cose, se si fanno così, va benissimo. Andava bene tutto, bastava non fare questa delibera, perché questa delibera mi ha irritato. E qui chiudo il mio... Grazie consigliere Adarè. Allora approfitto del fatto che non ci sono in questo momento prenotazioni e visto che il segretario era stato chiamato in causa dal consigliere De Nardi, se ritiene di fare alcune precisazioni può prendere la parola. Sì, ma una precisazione di metodo più che di merito e più che di legittimità. Allora, la mozione, come ben sapete, è una proposta che viene sottoposta al Consiglio Comunale che è riconducibile ad un atto di indirizzo politico-amministrativo, quindi ben venga che il Consiglio Comunale solleciti la Giunta ad adottare un provvedimento di ritiro. E quindi, rispondendo al consigliere, ci può stare benissimo. Rispondendo invece alla consigliere De Nardi, dico, proprio in virtù di questa natura della mozione, quale atto politico, e quindi non di atto provvedimentale, quindi non necessitano di pareri di regolarità tecnica e contabile, non necessita un parere di legittimità del segretario. Per quanto riguarda le premesse come ben sapete sono nelle premesse si dà conto di fatti, atti e presupposti giuridici e ragioni giuridiche. E su quelle non sono assolutamente in grado di entrare nel merito perché comunque non attengono minimamente alla mia sfera di sindacato. Per quanto riguarda, quindi stiamo al dispositivo. Il dispositivo dà mandato alla Giunta di verificare se è revocabile. Revocabile in senso atecnico probabilmente, perché come ben sappiamo la revoca è un atto di ritiro che è dovuta qualora ci siano dei motivi di merito che sconsigliano di mantenere in vita il provvedimento amministrativo, quindi revoca significa atto di ritiro con efficacia da ora e non da allora, mentre finora avete parlato di annullamento. Ben venga, ripeto, un'attività della Giunta rivolta a verificare i presupposti per un procedimento di secondo grado rivolto alla delibera 116 per appunto verificare se ci sono dei motivi di merito o di legittimità per adottare o un atto di ritiro o un atto di modifica o un annullamento o una revoca o per conservare il provvedimento così come stava.
Grazie segretario. Scusi consigliere. No. Microfono eventualmente. Avevo chiesto a che punto era il procedimento per irregolarità edilizia urbanistica. Grazie. Prego, consigliere De Nardi. Sì, io non Ricordate che è il secondo intervento. No, questo. no, il segretario mi ha risposto solo parzialmente, per cui vorrei... Sì. Sì, consigliere Tonon. Io ho chiesto se ci sono o non ci sono i pareri e se ci sono al segretario se li ritiene errati. È una questione tecnica sul primo punto del deliberato. Premetto, segretario, che io non ho mai parlato delle premesse, ma ho parlato esclusivamente dei punti del deliberato numero 1 e numero 4. Seconda cosa, ho chiesto, alla luce della risposta che sarebbe stata data dal punto di vista tecnico al consigliere Tonon su a che punto è il procedimento, se è definito o non è definito, e nel caso sia definito come sia stato definito. Ho capito che si può dare indicazione di fare qualsiasi cosa, però mi piacerebbe capire, do mandato alla Giunta di far cosa, visto che si inserirebbe in un procedimento pendente o concluso, e quindi in che modo, ho chiesto tecnicamente, la Giunta possa inserirsi, secondo le previsioni del punto 4, in un procedimento concluso o non concluso a seconda appunto della risposta precedente. Se ritiene il segretario può rispondere, altrimenti passo la parola al sindaco. Mi sembra che volesse rispondere. Sì, tecnicamente la risposta è ancora più lapidaria di quella di prima, nel senso che se i pareri di irregolarità tecnica e contabile siano regolarmente dati o no, è appunto una delle attività che vengono demandate alla Giunta Comunale con questa mozione. E la verifica degli aspetti procedimentali, ma ovviamente no, stiamo parlando di una mozione. Scusi, l'aspetto formale è questo: il Consiglio Comunale deve decidere se demandare, dare mandato alla Giunta di compiere una verifica. Come posso farlo io prima? Chi sono io? Non posso sostituirmi alla Giunta. D'accordo? Gli altri aspetti procedimentali rientrano comunque in questo indirizzo che dà il Consiglio Comunale alla Giunta Comunale. Bene, allora parola al sindaco per un intervento. Prego, signor sindaco. Sì, la questione è dibattuta da molti anni, lo sappiamo. Se il Consiglio Comunale questa sera darà mandato alla Giunta di verificare tutti i singoli passaggi che hanno accompagnato questa vicenda ormai decennale, la Giunta volentieri li farà. Vedrà se è il caso di ritirare la 116 oppure no, vedrà come meglio gestire la questione. La questione si compone di tanti aspetti, e quello di sicurezza, come diceva il consigliere Bagliana, eccetera. Però fondamentalmente qua la questione è sorta e si è posta in modo così importante perché abbiamo percepito un'attività irriguardosa nei riguardi del Consiglio Comunale. Ricordo anch'io quel Consiglio Comunale, ricordavo a memoria i singoli passaggi, per cui quello che è successo poi operativamente non è stato rispettoso di quella volontà. Ci saranno state difficoltà tecniche, ci sarà stato qualcos'altro, non lo so, lo appureremo, se ci date mandato soprattutto di farlo, e cercheremo di trovare una soluzione bisogna alla fine trovarla, cercando di essere rispettosi per quello che non è stato fatto in passato della volontà del Consiglio, e credo che alla fine del percorso di accertamento, chiamiamolo così,
avrò piacere nel riportare in Consiglio Comunale le conclusioni che l'amministrazione avrà tirato. Consigliere Tonon per il secondo intervento. Sì, io ribadisco per la terza volta la domanda, spero che mi venga data una risposta o almeno mi si dica non siamo in grado di rispondere. Per un'altra domanda faccio a questo punto, visto come si è svolta la discussione del segretario, spetta alla Giunta verificare la legittimità dei pareri? Punto di domanda, è una domanda secca, credo preveda solo un sì o un no. Grazie. Sì, se ritiene, sì. Passo la parola al segretario, prego. Sì, la risposta affonda le radici in quello che è l'istituto dell'autotutela. L'autotutela prevede appunto che lo stesso organo, l'organo che ha emanato l'atto, possa adottare un procedimento di secondo grado rivolto alla eventuale caducazione dell'atto precedente. Può essere un atto di annullamento, autoannullamento o un atto di revoca. Scusi. Invece qua si dice, si dà mandato di verificare la regolarità di pareri. Ho chiesto a lei, può farlo la Giunta la verifica della regolarità di pareri o no? Articolo 147 del testo unico, lei lo sa di sicuro. Segretario risponda pure e chiudo con gli interventi del consigliere Tonon, perché se no andiamo avanti con botta e risposta. Per carità, stiamo parlando serenamente, mi sembra, no? Se c'è un procedimento di secondo grado con una proposta di delibera di annullamento o di revoca, sarà anche questa proposta corredata di pareri, i quali appunto andranno a verificare, sempre nell'ambito di un procedimento di secondo grado, la regolarità di pareri espressi precedentemente. È normale che funzioni così. Bene, ecco, grazie segretario. Allora, se non ci sono più interventi, io passerei a porre in votazione la delibera. Sì, se c'è qualcuno che vuole fare la dichiarazione... De Bastiani, scusi, De Bastiani, consigliere, si era prenotato. No, è solo per una dichiarazione, dichiarare che noi condividiamo il fatto e quindi la mozione, l'invito alla Giunta di verificare tutto il verificabile a questo punto, e quindi lo riteniamo un atto doveroso nei riguardi della città e nei riguardi anche dei residenti interessati. Auspichiamo che venga fatto una volta per tutte un'analisi seria, approfondita, con l'obiettivo, cercando l'obiettivo di risolvere, se risolvibile, il problema, e attendiamo fiduciosi i risultati. Comunque la mozione politica è più che legittima, il problema esiste, il problema va risolto, per cui noi daremo voto positivo. Consigliere De Bastiani, la prendo come una dichiarazione di voto, allora questa. Sì, ok. Se qualcuno vuole fare una dichiarazione di voto, prego. Consigliere Tonon, prego. Sì, grazie. Per quanto riguarda la dichiarazione di voto, dico che è un po' difficile votare, perché a parte le mancate risposte, ma nella proposta del consigliere D'Arè ci sono 4 punti. Nella delibera che io ho stampato, a meno che non ci sia un problema di computer, di non so che, c'è solo un punto. Ma è il punto che si riferisce a tutta la mozione, no? Sì, stampata. Quella è la mozione. No, ho detto nella mozione ci sono i 4 punti, questa è la mozione. La delibera non è la mozione, la delibera è un'altra roba. E però qua risulta solo un punto, la pagina 2 è vuota. Che fa riferimento a tutta la mozione
che è allegata, da quanto interpreto io. Com'è? Fa riferimento, l'unico punto, da come interpreto io, fa riferimento a tutta la mozione allegata. No, perché riporta, se lei lo legge, si è dimostrato in 5 anni un assiduo lettore delle delibere, certo, di approvare. Basta aggiungere i punti. C'è scritto di approvare / non approvare la mozione. Cos'è che vorrebbe, consigliere? No, cos'è che vorrebbe? Che ci fossero messi gli altri punti? La proposta è diversa dalla mozione, sì. Punto, tutto qua. I punti. Basta. Testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale lo stesso. Allora, da quello che leggo io qua, il punto della delibera parla di un testo allegato al presente atto, che è l'intera mozione. Sì. Però, allora, la domanda, perché scrive se sia rivocabile o in caso affermativo, doveva semplicemente scrivere di approvare la mozione nel testo integrante approvato, punto. Cioè, come si dice da noi Lena Scarpanzocol qua. Però, per l'amor di Dio, se torniamo ai tempi antichi va ben tutto, capisco. Questa l'hanno predisposta agli uffici e così è. Prego? L'hanno predisposta agli uffici, dico. Quindi, e quindi? Quindi va ben così, no? Ma quindi anche la delibera, la 116 l'avevano predisposta agli uffici, quindi va ben così? No, in questo caso qua mi sembra di non trovare alcuna opposizione e quindi... Va bene. Allora, altre dichiarazioni di voto? Sì, anch'io Prego, De Antoni. Grazie. Anch'io ribadisco che il problema esiste e che debba essere risolto. Io ribadisco anche che secondo me la Giunta ha già questo mandato di verificare la delibera, quindi su questo tema non voglio esprimermi, quindi mi astengo su questa mozione. Grazie, consigliere. Consigliere D'Are. La mozione evidenzia i 4 punti, ma viene messa in discussione tutta la delibera del 116. Quindi il nostro è un voto affermativo perché questa delibera, la 116, venga riportata in Giunta. Grazie. Bene. Allora, poniamo in voto la delibera. No. Per una questione di chiarezza, noi votiamo in delibera il punto 1, 2, 3 e 4. Sì. Giusto? Confermato? Sì. Ok. Perché l'allegato sì, è tutto scritto compreso. Parte integrante. Ok, va bene, grazie. Io la interpreto così. Anch'io. Volevo una conferma. Bene. Segretario, che passiamo, quindi poniamo in votazione la delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sono però i nomi. Antone. 13. Perfetto. 13. Ok. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio. Esercizio finanziario 2019. Passo la parola all'assessore al bilancio, vice sindaco Gianluca Posocco. Grazie Presidente, buonasera a tutti
Allora, quello che andiamo a deliberare è un provvedimento tecnico obbligatorio. È uno di quei provvedimenti che hanno un po' cambiato il modo di organizzare e gestire i bilanci comunali a partire dal 2014, praticamente. Entro il 31 luglio deve essere fatta la verifica dello stato di attuazione dei programmi sugli equilibri di bilancio. Questo per certificare che non ci siano degli scostamenti rispetto alle previsioni. Grazie a questa verifica le eventuali differenze in negativo, pressoché in negativo, vengono intercettate in tempo utile e quindi l'amministrazione l'ente riesce ad adottare tutte le misure necessarie per ripristinare il pareggio del bilancio. Rapidamente dalla verifica che è stata fatta, di cui avete copia in delibera, è stato evidenziato che non è necessaria alcuna manovra di salvaguardia degli equilibri. Adesso se ci sono domande siamo a disposizione. Grazie. Finito? Posto? Bene, c'è qualche intervento? Prego, consigliere Bagliana. Sì, chiedo scusa perché io non sono molto addentro alla questione dei bilanci. Volevo solo vedere, sto guardando la verifica di equilibrio di bilancio, la parte delle entrate, la tabella, giusto no? Questa tabella. E quando ci sono le variazioni più, no? Ad esempio, dove entrate in conto capitale, contributi agli investimenti, più 2.926.000. Oppure altre variazioni sempre in entrata. È giusto? Sto dicendo bene, sì. Volevo chiedere, questi soldi, ad esempio questi 2 milioni, da dove arrivano? Dall'avanzo? No, rispondetemi voi, ok. E anche per gli altri, cioè le altre voci di variazione, soprattutto quelle in più, volevo appunto capire da dove arrivano. Mi basta questo, grazie. Assessore, sì. Non so se assessore o... Se ci sono altre domande sì. Se ci sono altre domande le mettiamo insieme e poi l'assessore risponde ad una. Bene, non ci sono altre domande, prego assessore. Sì, consigliere Bagliana. Quelle cifre che vede nell'allegato B, verifica equilibri di bilancio, si riferiscono a dei precedenti assestamenti di bilancio che sono stati fatti nel corso dell'annata e riferiti poi al 2019. Riguardo al capitolo che lei mi cita, tipo contributi agli investimenti, sono una serie di rendicontazione fatta dalle opere avute in città che sono andate in più, diciamo, e sono state inserite in bilancio con precedenti assestamenti già fatti dal Consiglio Comunale. Ecco. Ce li abbiamo in bilancio, sì. Sì. Poi se vuole il dettaglio glielo faremo. Okay. Grazie. Bene, se non ci sono altri interventi io passerei alla votazione del deliberato che do per letto. No, c'è l'intervento del consigliere Tonon, prego. Dichiarazione di voto, penso. Si può? Ok, dichiarazione di voto. Chiedo, siccome in commissione io ho cercato ma non trovo le delibere, francamente, non so se sono, non le trovo nel sito almeno.
intendo le delibere di giunta, non so se non sono state pubblicate, se devo fare più esercizio io, o se non ci sono proprio ancora, quindi chiedo se ci sono o non ci sono le delibere. E siccome l'assessore in commissione ha detto che per quanto riguarda la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ci vede soccombenti, l'amministrazione avrebbe proposto ricorso in Cassazione, io volevo capire se è già stato deliberato dalla Giunta o meno, perché appunto, ripeto, non vedo le delibere e approfitto per chiedere, sono pubblicate o no le delibere di Giunta? Grazie. Prego, Assessore. Allora, le delibere di Giunta sono pubblicate come nei precedenti anni in base alle tempistiche che ci sono da regolamento, e in questo, come Assessore alla Trasparenza, discuterò con i colleghi in Giunta e vediamo se possiamo fare meglio nei prossimi anni. Quanto alla sentenza a cui lei fa riferimento, è una sentenza che è arrivata il 2 di luglio, a cui ancora non abbiamo fatto ricorso in Cassazione, ma a cui faremo ricorso in Cassazione. Si tratta di una, approfitto, se siete, poi so che l'assessore, sì, il consigliere Denardi ha già in mano ha fatto richiesta della sentenza, quindi sa di cosa sto parlando. Si tratta di una vicenda riguardo la ristrutturazione del Palazzo Todesco, in cui la società che doveva fare i lavori ha fatto la richiesta di cedere, diciamo, il credito a Ifitalia. È stata fatta la cessione del credito a Ifitalia, dopodiché la società che faceva i lavori è fallita, il comune, diciamo, i creditori di Mark Color hanno fatto richiesta ha fatto domanda di essere pagati, il comune ha pagato i creditori Mark Color, ma Ifitalia ha fatto opposizione, siamo andati in giudizio, abbiamo vinto il giudizio di primo grado e poi in appello abbiamo perso, quindi adesso andiamo in Cassazione. Rapidamente ho fatto un riassunto rapido per quello che mi ricordo, e scusate se non sono preciso. Questi debiti fuori bilancio noi li abbiamo iscritti perché è una sentenza che è arrivata dopo il 30 di giugno, però il Consiglio Comunale stasera, il 30 di luglio, deve essere informato di questa sentenza, quindi di un debito fuori bilancio che è di 73.000 euro, più le spese, più gli interessi, più le spese legali, per un ammontare totale di 118.000 euro. Questi soldi erano già stati previsti e accantonati, quindi non cambia, diciamo, gli equilibri del bilancio. Grazie, Assessore. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto, se ci sono. Prego, consigliere De Antoni. Il mio voto è favorevole, abbiamo avuto modo anche in commissione di parlare di questo argomento, abbiamo avuto tutte le delucidazioni sia dall'ufficio che dall'assessore, quindi mi sembra che il documento sia fatto bene e che, diciamo, gli equilibri siano, come ha detto l'assessore, siano effettivamente rispettati, quindi da parte mia il voto favorevole. Grazie. Prego, consigliere Tonon. Siccome l'assessore in giunta ha detto che, confermato anche stasera, che ci sono gli equilibri, che anche i programmi che erano stati previsti almeno al 30 giugno erano stati rispettati, posso dire con soddisfazione che evidentemente non era un bilancio fatto coi piedi quello di prima, ma era fatto in maniera dignitosa. Sono curioso solo di vedere chi ha votato contro allora cosa vota stasera. Altre dichiarazioni di voto? Altrimenti poniamo in votazione la delibera. Io do per letto il deliberato, altrimenti vi annoierei con un minuto di lettura, ma quindi ve lo risparmio. Quindi passiamo a votare. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
2. Passiamo ora a votare l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stesso risultato. Ok, passiamo al prossimo punto. Bilancio di previsione 2019-2021. Assestamento generale con applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione 2018. Prego l'assessore, vice sindaco Posocco, di illustrare la delibera. Grazie. Grazie Presidente. Allora, l'unità operativa bilancio economato, come ho detto prima, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio, ha effettuato una verifica delle poste in entrata e in uscita, compreso il fondo di riserva. Il risultato dell'analisi condotta ha evidenziato una serie di maggiori o minori spese sia in parte corrente che in parte capitale, e una serie di richieste fatte da tutti gli uffici, e tutto è descritto, le minori spese e le minori entrate o maggiori entrate sono tutte descritte in delibera, che poi, se volete, andiamo a discutere insieme, puntualmente insieme. In questo assestamento, questo piccolo assestamento, l'amministrazione, diciamo, che ha cercato di avviare alcuni punti del programma, come ad esempio l'attenzione per il decoro cittadino. In questo assestamento generale sono state trovate o spostate alcune risorse per la manutenzione delle aree del verde pubblico, del patrimonio arboreo, di viabilità, segnaletica stradale e altri piccoli interventi. Un'altra attenzione è stata data ad alcune manifestazioni che l'amministrazione ha intenzione di potenziare e valorizzare nei prossimi anni. E ne cito 5, che sono il Carnevale, il Victor, le lanterne, la sagra, i festeggiamenti di Sant'Augusta e il Natale, le manifestazioni per il Natale cittadino. Viene inserita inoltre una cifra per riprendere il PAT, che intendiamo con tutti i consiglieri portare avanti. Un'altra cifra che viene inserita, importante, è per l'assunzione tramite concorso di 2 educatrici a tempo pieno al nido, da partire dal 2020. Cito 2 spese in conto capitale che sono importanti, che abbiamo dovuto inserire in bilancio. Sono i 300.000 euro per la discarica di Forcal e 50.000 euro per il completamento della scuola da ponte. Se ci sono domande, siamo con la dottoressa Levassore a disposizione. Grazie. Ci sono interventi? Sì, era solo per sottolineare. Prego. Sì, grazie, scusi. Era solo per sottolineare un paio di cose. Uno, che anche qua, parlando appunto di sana amministrazione, nei 5 anni precedenti abbiamo approvato 6 bilanci, non 5, perché abbiamo dovuto approvare il bilancio che era rimasto da approvare dall'amministrazione precedente, e quindi invece questa volta abbiamo fatto le cose, ritengo, dignitosamente. L'avanzo di amministrazione ha permesso all'amministrazione, e quindi aveva fatto qualsiasi amministrazione, di intervenire in alcuni ambiti assolutamente rilevanti per la nostra città. Mi riferisco soprattutto ad alcune opere pubbliche.
Per esempio, noto con soddisfazione che finalmente si chiude, anche quella è una questione pluridecennale direi, la questione della cava di Forcal, che era rimasta anche quella fra capo e collo dell'amministrazione che ho preceduto io, così come dell'amministrazione precedente, e non si era arrivati a una soluzione se non negli ultimi 2 anni. Per fortuna, nonostante la presa di posizione della provincia, che è intervenuta in maniera, diciamo così, poco istituzionale, nel senso che ha costretto l'amministrazione, quindi il concessionario, a delle opere che non erano previste nell'accordo iniziale. Nonostante questo siamo riusciti a chiudere quello che era un bubbone da un punto di vista ambientale notevole, così come erano state create le basi in questo Consiglio Comunale con la precedente amministrazione per chiudere un altro bubbone ambientale che sicuramente il Presidente Sant'Antonio conosce bene, che è quello dell'ex Carnielli, che per fortuna sta trovando una conclusione che merita, non come quelle che erano state prospettate da qualcuno in questo Consiglio Comunale. Grazie. Prego, consigliere De Antoni. Sì, diciamo, io condivido tutti gli interventi che sono stati presentati, che verranno finanziati con questo assestamento di bilancio. Faccio solo un'osservazione all'assessore, e mi permetto di farlo perché ci conosciamo da tempo. Siamo andati in commissione quel pomeriggio di giovedì e abbiamo parlato di queste cose. Non hai citato tutti i punti che hai detto stasera. Sono citati tutti i punti che erano riportati nel giornale del mattino. Cioè, ritornando a casa ho letto la tribuna, no? Adesso poi non so perché il giornalista magari scrive delle cose che poi non vengono dette, però tutta la parte delle iniziative sociali che sono importanti, e io condivido tutti gli interventi che avete fatto. Non li avevi detto quel giorno e sono stati quel pomeriggio non li hai detti, come non hai detto neanche dell'assunzione di personale a tempo indeterminato per l'asilo, no? Mi sembra che sia questa parte qua. Sì, non ne abbiamo parlato, ti assicuro che non ne abbiamo parlato. Allora, ma non mi dispiace, non è tanto il fatto che non ne abbiamo parlato, quello che mi è dispiaciuto è che io vengo in commissione, mi preparo, vengo lì, non ho letto il giornale, maledizioni, quindi non sono informato del tutto. È una cosa brutta questa, permettetemi. Cioè, su tutti gli argomenti che discutiamo tra di noi, discutiamoli qua e poi mandiamoli sul giornale, ma farlo prima è una cosa, passami il termine, irriverente nei confronti dei componenti della Commissione. Se la Commissione deve essere valorizzata anche parlando con la Commissione prima di tutto e poi portare le cose. Sono cose già decise, già dette al giornale. È un po' brutto, sono rimasto male, te l'ho detto perché sei tu, se fosse stato un altro non l'avrei detto. Grazie. Comunque il mio voto è favorevole. Grazie, consigliere De Antoni. Consigliere De Bastiani. Beh, più che un intervento voglio fare una battuta. Allora, auspico che questa, per quanto riguarda finanziamenti per la discarica di Forcal, sia l'ultima tappa, perché la storia ormai va avanti da decenni e mi piacerebbe anche, non sarebbe male, che alla conclusione, auspicata che sia veramente la conclusione di questa vicenda, si faccia anche un riassunto, perché cioè, gli stessi consiglieri comunali penso hanno perso il filo della matassa e i cittadini sicuramente non ne capiscono. Io per esempio mi ricordo che si era parlato anche più di una volta di anticipi che il comune metteva, che dopo dovevano essere stornati e naturalmente non sono in grado di capire e ricostruire. Ecco, magari alla fine di tutta la vicenda una ricostruzione di come è andata tutta la storia non sarebbe male. E poi con soddisfazione apprendo questo investimento per l'asilo nido che merita.
Consigliere Balliana. Sì, solo una precisazione, perché leggendo lo stato di attuazione dei programmi del documento unico di programmazione mi è saltato all'occhio il discorso dell'ufficio demografico dove si nota appunto sullo stato di attuazione del programma la grave carenza di personale, no? All'ufficio demografico. Pagina 21, ma penso che sia ormai da parecchio tempo che gli uffici sono in questa situazione. Ho visto che ci sono state delle assunzioni, sono previste delle assunzioni in categoria C e categoria D. Volevo chiedervi rispetto a questo, chiedo perché non so anche dal punto di vista della legge il discorso delle assunzioni, in prospettiva ci sono possibilità di integrare il personale rispetto a questo ufficio? Grazie. Sì, Prego, Assessore Caldart. Sì, grazie. In questo momento ci sono possibilità di integrare il personale, diciamo in senso generico. Quello che, diciamo, il lavoro che ci siamo dati, il metodo di lavoro che ci siamo dati è partire ovviamente allo stato di fatto. In questo momento abbiamo avuto anche parecchie richieste di mobilità, quindi si stanno liberando delle posizioni. Prima di ripristinarle così come sono, aspettavamo ovviamente che arrivasse il segretario, adesso dobbiamo anche verificare anzi non verificare, ma far arrivare anche la figura del dirigente tecnico che manca, e parallelamente stiamo lavorando a una riorganizzazione complessiva. In questo momento c'è ancora disponibilità di assunzione, poi il segretario l'altro giorno mi ha detto che sta per uscire un decreto che sembra abbassare il limite di spesa, però nel frattempo noi approveremo in giunta il fabbisogno del personale e speriamo che questo in qualche modo ci blindi per le possibili nuove assunzioni. Grazie Assessore. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Passiamo alla votazione a questo punto. Allora, eccolo qua. Passiamo alla votazione. Allora do per letta la delibera. È uscito il consigliere Rasera, diamo lo stesso, eccolo qua. Allora, passiamo alla votazione. È fuori. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 2 astenuti. Sì, 13-2. Passiamo alla immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Fuori. E contrari? Contrari? Astenuti? Sempre 2. Bene. Passiamo al prossimo punto che, come avevamo deciso in conferenza dei capigruppo, sarà il punto numero 6, scusate, il punto numero 5 e poi faremo il punto numero 4. Allora, proposta dell'UPI ad oggetto riordino istituzionale delle province, approvazione. Se qua facciamo prima la provincia, sì. Se qua o il sindaco o l'assessore Antiga vogliono illustrare per le province, vuoi dire 2 parole sulle province? Semplicemente
è stata vissuta una stagione un po' di incertezza per quel che concerne le province e l'organizzazione sottesa da questi. Sembrava dovessero scomparire, si diceva che si dovevano risparmiare molti soldi, un quadro esatto dei risparmi non è mai stato fatto, è stato cominciato quel percorso, sembra si sia arrestato, sembra che si torni un pochettino nei propri passi. Di fatto le province, così come oggi sono organizzate, chiedono un apporto dei vari consigli comunali nel aiutarle ad ottenere uno status giuridico, amministrativo ed economico tale da poter essere libere di operare nell'ambito delle loro competenze. In questo senso ci hanno chiesto di appoggiarli in questo con il voto di questa sera. Bene, apriamo gli interventi su questa delibera, proposta di delibera. Prego, consigliere Tonon. Sì, grazie. Beh, mi pare evidente che dopo il famoso referendum che ha dato esito negativo, la situazione è cambiata, l'hanno riconosciuto gli stessi proponenti, per cui effettivamente avendo ancora alcune competenze, la provincia non può non essere dotata delle risorse necessarie per non dico portarle a termine, ma insomma almeno affrontare in maniera dignitosa quanto le viene affidato. Solo una questioncina, diciamo così, niente di eclatante. Siccome l'articolo 25 del regolamento dice è ammessa la presentazione da parte della Giunta e di ciascun consigliere o gruppo consigliere agli ordini del giorno, qua pare, leggendo, che sia Lupi che lo presenta, l'ordine del giorno. Domanda, chi l'ha presentato? Nel senso che leggendo sembra sia l'Unione delle Province che presenta l'ordine del giorno, ma non credo sia previsto che ogni e qualsiasi, a meno che non l'abbia fatto la Giunta, ma non si percepisce, ecco, diciamo così, solo per questione di correttezza, visto che il Presidente ci tiene molto alla correttezza, pensavo se ne fosse accorto lui di questo. Invece no, non si è Bene, accorto. ha finito? Sì, ho finito. Bene. Altri interventi? Bene. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Al secondo giro. Grazie, visto che mi si pareva seccato quando mi ha chiesto se avevo finito, francamente, guardi Presidente, siccome lei ha esordito nella prima seduta dando una lezione a tutti, o pensando di dare una lezione a tutti, su come ci si comporta, ha continuato facendo il professorino e spiegando a tutti come si fa il consiglio comunale. Beh, insomma, guardi, francamente c'è gente che ha un po' più di esperienza di lei. È vero che qua ebbe a dire, quando era seduto lì, a un altro consigliere comunale, e lei è laureato, per cui io e lei ci capiamo, per l'amor di Dio. Spero fosse una... Vabbè. Non capisce cosa. Beh, anche secondo me certe cose non le capisce, ma non importa. Visto il suo atteggiamento, credo francamente che il Consiglio Comunale meriti un po' più di rispetto, quello che lei ha sempre chiesto e che evidentemente non sta dando. Consigliere De Bastiani, prego. Sì, è una dichiarazione di voto, non so se ci sono altre... Faccio una dichiarazione di voto personale, che non voglio coinvolgere la mia collega. Io sono contrario, cioè ritengo che il peggior male che ha il nostro paese è la burocrazia. È un mostro che ci sta stritolando.
La soppressione delle province, secondo me, andava in questa direzione, nell'alleggerimento appunto del peso burocratico. C'è chi sostiene che piuttosto che le province sarebbe stato meglio abolire le regioni. Vabbè, sono opinioni, però bisogna che questo paese, insomma, si liberi di tanta burocrazia se vuole andare avanti. Per cui io sono favorevole all'abolizione delle province, resto favorevole, mi rendo conto che la situazione è quella che è e quindi mantenendole così in vita forzata, no? Con l'ossigeno, avrebbero bisogno delle risorse necessarie, però per una questione politica io voterò contrario, anche perché sono convinto che nel famoso referendum minestrone, dove è stato, se ci fosse stata invece un referendum esclusivamente sull'abolizione delle province, io sono convinto che il 90% degli italiani avrebbe votato per l'eliminazione. Ecco. Consigliere De Nardi. Sì, signor Presidente, io sono contenta che questo Consiglio Comunale le provochi e susciti tanta ilarità, però stiamo comunque approvando degli atti e quindi magari fare anche attenzione al rilievo del consigliere Tonon, non prendendolo come il risultato dell'ultima partita della Juventus o dell'Inter. Non so di che squadra lei sia tifoso, magari potrebbe essere anche interessante. In questa proposta di delibera c'è scritto: visto che su iniziativa dell'UPI a livello nazionale è stato sottoposto all'esame dei consigli comunali un ordine del giorno. La prima delibera che abbiamo approvato recitava invece che su proposta del consigliere D'Arè, che aveva depositato la mozione, la si approvava. Quindi nella prima deliberazione diamo atto che il deposito della mozione, quindi la proposta di deliberazione, viene dal consigliere D'Arè. In questa diamo atto che l'iniziativa è dell'UPI. Allora io non ho nessun problema a votare la delibera in questione, semplicemente forse è il caso di scrivere che su iniziativa dell'UPI è stato sottoposto all'esame del Consiglio Comunale e la Giunta, il Sindaco, uno dei consiglieri l'ha proposta all'attenzione di questo Consiglio, per fare un minimo di uniformità rispetto alla prima delibera che abbiamo adottato questa sera. Emendamenti se ne possono fare, si possono tranquillamente votare e perfezionare le cose. Ricordo che nello scorso mandato di questo Consiglio Comunale la preoccupazione di qualcuno che adesso è seduto da quella parte del tavolo era di non creare precedenti. Qua si creano precedenti. Allora, il regolamento del Consiglio Comunale dice che sono determinanti soggetti solo autorizzati a depositare e a sottoporre al Consiglio Comunale degli ordini del giorno. Ricordo che nello scorso mandato elettorale un ordine del giorno non venne votato in questo Consiglio Comunale perché non presentato da un consigliere comunale. Vogliamo mantenere l'uniformità o vogliamo creare precedenti? Per me, sì. Guardi, si dimentica che io sono un consigliere comunale, quindi la delibera fermando l'ordine del giorno l'ho fatta mia propria dell'UPI. Io... Bene. Consigliere D'Arè, prego. Allora, sulla proposta delle province, come ben sapete c'è la volontà di tornare a ripristinare in quanto ente intermedio. È diventato un ente di secondo grado e probabilmente sarebbe stato eliminato con quel famoso referendum costituzionale, però dobbiamo anche capire che in questo momento le province sono state anche finanziate
Ricordiamoci che la provincia gestisce scuole, pensiamo all'alberghiero, pensiamo a strade e quant'altro, quindi anche perché, ripeto, è un'opinione politica che poi uno può condividere o no. Penso che un ente intermedio, un comune diciamo di 2000 abitanti che va a Venezia e si trova a fare delle proposte e trova un comune da 200.000, voi capite che le cose sono diverse. Allora, il ripristino delle province è un qualcosa che si vuole fare, è stato votato, tra l'altro mi pare che sei consigliere provinciale, sì, ma sei stato consigliere provinciale, e quindi le deliberazioni della provincia, ricordiamoci che la provincia ha erogato mi pare 2 milioni di euro per il liceo, e quindi non è che è un ente diciamo politicizzato e quindi si fa solo su alcuni comuni e su altri no. È un ente provincia che funge da ammortizzatore e da coordinatore di quelle che sono le amministrazioni comunali. Questa è la proposta di ripristinarlo, è una proposta logica che sta per essere votato su tutti i consigli comunali al di là di appartenenza di destra o di sinistra. Bene, consigliere Denardi, secondo ed ultimo intervento. No, era sbagliato. Bene. Bene, se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Do per letto il deliberato. Dichiarazione di voto. Forza, dichiarazione di voto. Si dimentica sempre la dichiarazione di voto, sto Presidente. Beh, se chiedo se c'è qualche altro intervento, eccetera. No, gli interventi sono una roba, dichiarazione di voto dichiarazione sono di voto. Dichiarazione di voto. Si guardi il regolamento, sì, Presidente. Sì. Dichiarazione se di lo voto. lega bene. Veloce. Allora, lei è laureato, spero conosca anche il dialetto. Peso il tacon sbrego. Certo. Se lei avesse detto, o il sindaco o qualcuno, sì, effettivamente ci siamo semplicemente dimenticati di dire che la Giunta ha fatto proprio, sarebbe stato molto meglio. Perché? Perché visto che lei ha firmato l'ordine del giorno, dovrebbe essersi accorto che, come ha sottolineato la collega Denardi, nel primo ordine del giorno c'è scritto mozione presentata dal consigliere comunale Gian Antonio Darè. In questo che è oggetto adesso di voto c'è scritto proposta del Lupi. Non c'è scritto proposta presentata dall'esimio dottore cavalier consigliere Sant'Antonio Paolo. Non c'è scritto così. Non se n'è accorto lei. Non se n'è accorto. Per quello dico peso il tacon del sbrego. Se avesse faccia la scusi, sto parlando io. Faccia la dichiarazione di voto. Sto voto. parlando io, se permette. Come se avesse taciuto avrebbe fatto molta più bella figura per l'ennesima volta. Perché? Perché, tanto per dire, lei ha ringraziato giustamente i colleghi della minoranza alla mia destra per aver sollecitato la convocazione del Consiglio per le commissioni, solo che peccato ci ha messo 10 giorni a convocarle, avrebbe potuto farlo il giorno dopo. Aveva giustificato la convocazione di sabato con questa scusa peregrina. Non è andata così, se ne sono accorto tutti. È dichiarazione di voto questa. Su questo argomento. È dichiarazione di voto questa. Le sto dando le motivazioni per cui la sua è una ciofeca, quella che ha detto, l'ho presentata io, e quindi è evidente perché non c'è scritto da nessuna parte che l'ha presentata lei. Punto. Va bene. Ovviamente noi siamo favorevoli non alla sua proposta, alla proposta che Lupi ha fatto e che presumo la Giunta faccia propria. Grazie. Perfetto. Altre dichiarazioni di voto? Bene. Poniamo in votazione la delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 1. Votiamo la immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Bene. Ultimo punto all'ordine del giorno, punto 4 dell'ordine del giorno, trasformazione di Piave Servizi SRL a SPA, modifiche dello statuto sociale del patto parasociale tra i comuni, soci di Piave Servizi e del regolamento per la costituzione ed il funzionamento del comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo. Approvazione. Chiedo all'assessore di comparto di illustrarsi. Grazie Presidente e buonasera a tutti. Il punto numero 4, sostanzialmente andiamo ad approvare una delibera che deve essere fatta propria da tutti i 39 i comuni aderenti a Sinistra PIA. Voi avete in cartellina tutto quanto, credo che sia ben specificato quanto, non abbiamo la possibilità di emendare questa delibera e quindi se credete passiamo alla votazione testè. C'è qualche intervento? Consigliere Balliana? Sì, io approfitto di intervenire su quest'ordine, sì, su questa proposta perché è un punto secondo me estremamente importante. Stiamo trattando dell'acqua bene comune e penso sia giusto non sottovalutare questo tipo di richiesta. Io assieme al collega abbiamo analizzato con molta attenzione il delibera il testo messo all'ordine del giorno, mi sono letta anche tutto lo statuto e il paragone tra lo statuto vecchio e quello nuovo e secondo me io ho capito la motivazione che nasce da Piave Servizi di fare questa trasformazione. Principalmente è dettato dall'aumento delle attività economiche e dal volume che l'azienda sta sostenendo, e però appunto risponde a criteri di tipo commerciale, quindi la società necessita da passare da una SRL a quote partecipata ad azioni, no? Non sta a me spiegare poi cos'è un SPA, ma insomma anche per il pubblico a casa credo sia utile anche dare delle informazioni in merito a questo, se no cioè Piave Servizi risponde anche ai cittadini. Ora, io credo che a tutti faccia piacere che questa società goda di ottima salute e tanto da presentare, da pensare a un nuovo futuro. Quello che ho trovato che manca in questa proposta è il piano aziendale, o quantomeno si fa riferimento a esigenze finanziarie più articolate in considerazione di possibili sviluppi di crescita dimensionale futura, però questi sviluppi di crescita non sono enunciati nella programmazione, quindi magari se chi era delegato all'interno della Piave Servizi in conto del Comune di Vittorio Veneto potrà anche aiutarci questa sera a delineare quali saranno questi possibili sviluppi. Io ho letto che nello statuto si parla anche di progettualità e di costruzioni di opere, a differenza del precedente statuto, quindi penso che sia un riferimento a questo. La seconda cosa che volevo sottolineare e volevo anche chiedere è che adesso si entra in una società per azioni totalmente a capitale pubblico e naturalmente con la possibilità comunque di anche effettuare obbligazioni in caso di richiesta di prestiti. Volevo chiedere, e volevo una conferma rispetto a questo, se qualora le obbligazioni si possono trasformare in azioni, se queste azioni sono acquistabili anche da soggetti, da enti pubblici a partecipazione mista oppure solo dai soci facenti parte di Sinistra di Piave Servizi, e questa è la prima domanda che rivolgo. Poi invece per le altre considerazioni, ripeto, entriamo in una situazione, in una società di capitali in cui andiamo a rispondere all'obiettivo della massimizzazione del profitto, no? E quindi la mia paura, penso anche condivisa da parecchi, è quella che magari puntando a questo si tralasci quelli che sono gli obiettivi primari dell'ente pubblico,
che cioè la salvaguardia del bene pubblico, cioè dell'acqua. Ricordo che è un bene primario, che non è come un servizio qualsiasi, ma nel senso che è riconosciuto anche insomma, come patrimonio e come diritto del singolo cittadino di avere determinati litri di acqua al giorno, a prescindere poi effettivamente dal pagamento della quota. E poi anche il perseguimento di scopi sociali, cioè il controllo delle tariffe oppure l'aiuto di persone in difficoltà e tutta una serie secondo me, di scopi che deve avere la Piave Servizi. Io ho letto la mission che ha la società e quindi sì, la trovo condivisibile. L'importante è che queste cose qua siano ribadite. Altra cosa che volevo capire, quali saranno i costi di gestione della nuova società, cioè qualora si andasse a formare il consiglio di amministrazione o il delegato unico, appunto vorrei, se lei è in grado di darmi questa risposta, un paragone rispetto ai costi di gestione di una SRL o di una SPA, perché secondo me anche qua è giusto che i cittadini abbiano una risposta rispetto a questo. Altra cosa che volevo capire è la modifica dello statuto, una volta, perché noi andiamo adesso anche a approvare la variazione del statuto, e volevo chiederle le eventuali modifiche che ci saranno dopo da parte di una nuova magari richiesta, passeranno nuovamente, penso, nei consigli comunali. Penso di dedurre così e spero, cioè vorrei anche una conferma rispetto a questo. Non è che dopo i soci azionari decidono in assemblea eventuali modifiche di statuto senza ripassare in consiglio, no, penso ripassino nei consigli comunali, ecco. E ultima cosa, ho visto che allegato a questo statuto c'è il discorso dei patti parasociali e poi di un'altra dell'istituzione anche del comitato di indirizzo strategico e di controllo, che immagino siano due organi paralleli, insomma, cioè il primo, quello di controllo. La cosa che volevo chiedere al prossimo delegato da parte che sarà in rappresentanza del comune di Vittorio Veneto all'interno dell'assemblea dei soci, io ho visto l'azienda, quella che fa riferimento a Belluno, al loro interno hanno il tavolo per la trasparenza, che è un tavolo istituito dall'assemblea dei soci, quindi non proposto dai consigli comunali, ma proprio l'assemblea lo ha fatto proprio, in cui partecipano sia i membri di associazioni di categoria, di organizzazioni sindacali, delle associazioni di consumatori e dei movimenti e dei gruppi associativi impegnati nella tutela e interessi del territorio e del patrimonio idrico. Quindi magari invito il sindaco, non lo metto adesso in testo di delibera naturalmente perché dovrei fare un ordine del giorno, però magari chi sarà il delegato per il Vittorio Veneto in assemblea dei soci, chiedo di portare eventualmente questa richiesta di istituire questo tavolo per la trasparenza eventualmente, che per esempio il consorzio, no, la SPA di Belluno ce l'ha. Io mi fermo qua, do subito l'indicazione di voto che sarà un voto di astensione perché appunto io sono convinta che la società sarà controllata e quantomeno si perseguiranno sempre degli obiettivi come della salvaguardia dell'acqua, però sono ancora più convinta che il bene comune dell'acqua deve essere governato più che altro in aziende di tipo speciale, non quanto SPA o SRL, però in aziende speciali che abbiano come fine obiettivo il pareggio di bilancio e non utili, e questa rimane una mia convinzione, tanto è vero che sostengo un po' la legge che è depositata in Parlamento, la legge sul riordino della gestione dell'acqua, dove appunto viene richiesto l'attuazione e di andare verso delle aziende di carattere speciale, proprio per la specificità di questo argomento. Grazie. Altri interventi? Nessuno. De Bastiani, sì. Prego, consigliere. Sì, mi dispiace che, volevo appunto dire che mi dispiace che la mozione, che la delibera non sia emendabile, perché sono convinto che
se fosse stato possibile tutti quanti saremmo stati d'accordo nell'inserire un richiamo, una norma per invitare Piavi Servizi SRL, che probabilmente diventerà SPA, ad avere un occhio di riguardo a quei comuni che gestiscono e che hanno le fonti che danno appunto portano l'acqua in gran parte dei comuni interessati. Sappiamo che Vittorio Veneto, la Valle Appisina, è uno dei punti dal quale viene estratto la maggior parte dell'acqua che interessa il bacino, e sappiamo che a pochi metri di distanza esistono dei borghi che non sono ancora serviti dal servizio idrico, e che appunto comunque un comune dove sono situate queste fonti ha comunque un impegno a mantenere la salute, la pulizia e il decoro di questi punti di estrazione. Quindi sarebbe stato bello, e sono convinto che tutti quanti sarebbero stati d'accordo, anche perché questa proposta, mi ricordo, l'aveva già avanzata il consigliere o l'assessore Fasan, e confermata anche dal consigliere Darè quando avevamo affrontato un problema simile. È vero che non si può emendare, però è anche altrettanto vero che noi possiamo come Consiglio Comunale mandare una nota di attenzione nei confronti proprio del problema che ha sollevato il consigliere Bastiani, perché effettivamente il comune di Vittorio Veneto, che è uno dei comuni, diciamo, fornitori d'acqua principali, anche perché adesso con il traforo ci sarà quel famoso acquedotto che arriverà a Jesolo di un metro cubo al secondo, e quindi fare una nota magari anche a margine e mandarla assieme alla Piave Servizi, sottoscritta magari da tutti i consiglieri comunali, sarebbe utile proprio per salvaguardare le fonti, ma soprattutto per mettere in sicurezza le stesse, e fare anche una nota alla società Autostrade che scarica direttamente con i pluviali. Parliamo tanto di attenzione e di ecologia, questa è un qualcosa che possiamo fare, lo possiamo fare tutti, è condivisibile, l'acqua è di tutti. Abbiamo fatto battaglie in Consiglio regionale da destra a sinistra e ci vede sicuramente sullo stesso piano. Elaboriamo qualcosa e lo sottoscriviamo e lo alleghiamo al voto favorevole di questo Consiglio Comunale. Grazie consigliere. Dirò di più, nel senso che emendare non possiamo emendare, ma un documento di raccomandazione, se lo alleghiamo, sicuramente è prezioso e sarà portato alla conoscenza del Piave Servizi. Per collegarmi a quanto detto prima, il tutto nasce nel 2015, quando SISP e Sile Piave entrano in servizio Piave. Ormai la società è talmente strutturata nei servizi che necessariamente deve avere una trasformazione societaria, perché con l'SRL si può agire solo con banca, nell'SPA sappiamo tutti che i modi di fare investimenti sono diversi, meno onerosi, e quindi si può fare investimenti più forti a minori costi. Che sia SPA, secondo me nulla cambierà, nel senso che la redditività della Piave Servizi è giudicata adeguata. Adeguata vuol dire cosa? Che c'è sempre un conto economico da tenere in evidenza, perché quella società necessariamente non deve fare utili, e anche se fa utili, tutti gli utili non vanno sicuramente in capo ai 39 comuni, ma vengono investiti in opere. Quindi sostanzialmente quell'utile, se c'è, va reinvestito nel territorio. A livello di costo poi della SPA in riferimento all'SRL, già oggi il collegio sindacale dell'SRL deve avere 3 elementi, che poi è obbligatorio nell'SPA, quindi sostanzialmente i costi ci sono. Mi sento di dire e di appoggiare la proposta fatta dai consiglieri precedenti, che chiedo al Presidente, se c'è la possibilità di interrompere il Consiglio per 5 minuti, fate un documento congiunto che alleghiamo a questa delibera e quindi mandiamo alla Servizi a nota di quanto sentito.
Vabbè. Grazie Presidente di aver accolto. Mettiamo i voti. No, se siamo d'accordo, se c'è qualcuno di contrario lo dice, altrimenti... Mettiamo, scusi. Ma un... No. Allora. Sembrava più corretto e più forte fatto adesso, ho fatto qua 10 giorni, 15 giorni, vale quel che vale. Comunque consigliere, voi decidete cosa fare. Mettiamo i voti il documento da fare in questo momento. Mettiamo i voti la sospensione un attimo del Consiglio e vediamo. Allora, sospendo un attimo il... Quanto serve? Quanto serve? Quanto serve, consigliere? Allora, votiamo la sospensione del Consiglio. Favorevoli alla sospensione? Unanimità. Quindi sospendiamo il Consiglio e ci andiamo nella saletta accanto con i capigruppo. Sì, dato atto che nel... Sì. Valutazioni. Dato atto che nel corso della discussione... E poi mette raccomandazioni. Vabbè, la leggo lentamente. Chi si fa l'appello? Appello. Miatto Antonio, c'è. Bagliana, Mirella, c'è. Casagrande Andrea. Dareggian Antonio, De Antoni Giulio... De Bastiani Alessandro, Denardi Barbara, Dus Marco assente, Gomiero Maurizio, c'è, Pagotto Alberto, Parella Roberto, Rasera Gianni, Rossetto Mario, Selezia Silvia, Sant'Antonio Paolo, Tonon Roberto, Varaschin Gianni. Un assente. Allora, nella riunione dei capigruppo si è concordato di inserire a pagina 6 della delibera, dopo l'ultimo dato atto, nel capoverso dove ci sono ulteriori valutazioni, la seguente. Dato atto che nel corso della discussione si è rilevata l'opportunità di stabilire come indirizzo la salvaguardia e tutte le la salvaguardia e tutela delle parti idriche site nel territorio comunale di Vittorio Veneto, secondo le raccomandazioni che saranno trasmesse a Piave Servizi con successivo documento. Punto.
No, non ricordo male, consigliere. Il problema è che non vogliamo che ci sia qualche impedimento al notaio. La raccomandazione rimane raccomandazione. L'indicazione del Consiglio non vorrei fosse imperativo e quindi, siccome poi le premesse fanno parte sostanziale del deliberato, non diamo adito a 39 comuni di invalidare e di rimandare sui documenti. La raccomandazione è una raccomandazione, il documento ci sarà. È già stato in questo Consiglio passato il concetto che poi abbiamo dovuto rifarlo come raccomandazione perché l'indicazione andava comunque a modificare l'impianto di delibera. Parlo di 8-10 anni fa. Quindi manteniamo raccomandazione che il risultato noi lo otteniamo, ma non è imperativo per nessuno che il notaio poi magari la veda come impedimento o comunque diverso il deliberato del Comune di Vittorio rispetto agli altri 38. Grazie. Ma questo non è un emendamento, no, perdoni, questo non è un emendamento che va ad inficiare il deliberato, perché è una raccomandazione. La raccomandazione il notaio se vuole la tiene in considerazione, se no. E il CDA uguale. Prego. Passiamo in votazione. Bene. La discussione ti può dire quello che te vuoi. Sì, ma perché dici che tante volte Dato altro che nel corso della discussione nel corso della discussione cioè il deliberato non cambia. Bene. Passiamo in votazione. Così come emendato? No, non è emendato, tra l'altro, non è emendato. Non è un emendamento. Non è un emendamento. Passiamo in votazione. Allora, favorevoli? Al testo completo. Con l'inserimento della dichiarazione. No, non è un emendamento. Ripeto, favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo ora la immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene. Il Consiglio Comunale di questa sera è concluso. Sono contento di aver finito alle 21:30 dopo tanti anni e un orario decente dove le menti riescono ancora di tutti, quasi tutti, riescono ancora a ragionare e fare dei ragionamenti seri e compiuti. Grazie e buonanotte.